Il sistema economico in crisi, piccoli e grandi pagamenti che arrivano con ritardi di mesi, spese di funzionamento sempre più alte, necessità di pagare i fornitori in tempi celeri per non alimentare il circolo vizioso. Il risultato è che la marca trevigiana arranca, il sistema delle piccole imprese non funziona e più di qualcuno che ha visto sgretolarsi le certezze costruite ha deciso di farla finita. Numeri impressionanti, 50 in 3 anni nel Veneto, le persone che hanno fatto questa scelta, troppi per rimanere con le mani in mano. La Caritas ha aperto a febbraio uno sportello speciale dedicato proprio agli imprenditori. I risultati superano ogni previsione, ad andare nella struttura diocesana più di 2 imprenditori a settimana. Gli imprenditori sono in difficoltà per le cose che sappiamo, la fatica ad accedere al credito, la difficoltà del mercato del lavoro, e questo poi comporta delle difficoltà anche nelle relazioni, difficoltà che hanno ricadute sulla famiglia e sulle famiglie collegate all'impresa, quindi con disagio sociale notevole. Ora la Caritas collaborerà anche con la Confartigianato per il nuovo progetto Life Auxilium, aiuto alla vita, a disposizione proprio degli imprenditori, un numero verde, l'800 130 131. Ci sono imprenditori, imprese, ma preferirei definirli uomini e donne, che non riescono a uscire da questo sistema, volendo uscire. Quello che noi vogliamo fare è dare un supporto psicologico e tecnico, perché serve anche questo, affinché questo sia possibile. Alla presentazione dell'iniziativa anche l'assessore ai servizi sociali Remo Sernagiotto, che ha lanciato l'idea di una banca veneta, una banca capace di investire nel territorio. Partiremo con un documento in tutti i consigli comunali, non vogliamo sedi, direttori, uffici, scriveremo tutto, saranno dentro all'associazione di artigiane, commercianti ed imprese, perché parliamo di finanziare la media e piccola impresa.